Benvenuti tifosi del Napoli. Se ami il Napoli con tutto il cuore, lascia il tuo like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napo sempre! Il Torino cerca un attaccante per rinforzare l'attacco della propria squadra dopo il grave infortunio di Duvan Zapata. Il club granata ha iniziato a perdere posizioni in classifica dopo lo stop del forte attaccante colombiano. Il club di Urbano Cairo prenderebbe di mira Giovanni Simeone, attaccante di proprietà del Napoli. L'argentino gioca poco con Antonio Conte, ma può contare sulla stima del tecnico italiano che lo considera una pedina importante come vice di Romelu Lukaku. Aurelio De Laurentiis, inoltre, non ha alcuna intenzione di vendere il suo attaccante. L'offerta del Torino sarebbe molto bassa. I dettagli sono riportati da Emanuele Cammaroto su napolimagazine.com. Capitolo Simeone. Cairo preme e il Torino lo vuole, ma finora non è andato oltre una proposta di 7 a 8 milioni che il Napoli non può accettare. Il Napoli valuta Colito 15 milioni, o poco meno. Se il Torino non lo fa, se farà una proposta importante resterà alla corte di Conte, ha riferito il giornalista ed esperto di mercato sulla situazione dell'argentino. Qual è la vostra opinione, tifosi dei napolitani? Simeone dovrebbe lasciare il Napoli o no? Lasciate il vostro commento sul video e iscrivetevi sempre al canale Forza Napoli.